saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostro gradito ospite il professor Giorgio Soardo della Clinica di Medicina Interna dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Buongiorno professor Soardo. Buongiorno Gabriella, buongiorno. Grazie per l'invito. Grazie a lei per essere appunto qui con noi per parlarci di estate. Il gran caldo, che cosa fare nel periodo estivo, soprattutto stare attenti ai colpi di calore, ma sono tante le cose a cui dobbiamo prestare attenzione. Cominciamo da cosa? Le complicanze chiaramente complessive, no? Delle complicanze complessive del caldo eccessivo e scorretto comportamento. L'estate è arrivata finalmente, sono qualche giorno che abbiamo temperature ambientali anche abbastanza elevate. Il corpo umano è una macchina perfetta, però di fronte a uno stress fisico del genere, come un improvviso aumento della temperatura corporea esterna, deve adattarsi a questa situazione. Si chiama appunto un acclimatamento. Il corpo umano ha bisogno di adattarsi, perché quando iniziano queste stagioni così repentinamente, le due complicanze maggiori che il corpo umano può avere sono la disidratazione, e ricordiamoci che la disidratazione colpisce prettamente due fasce di età, quella dei bambini piccoli neonati e le persone al di sopra dei 65-70 anni, quindi gli anziani. Questo è il primo aspetto legato all'aumento della temperatura. La disidratazione è una perdita eccessiva di liquidi che avviene quasi sempre con un'eccessiva sudorazione, perché il nostro corpo cerca di ridurre la temperatura aumentando la sudorazione. Il corpo umano, dicevo, è una macchina perfetta. Noi dobbiamo mantenere le temperature corporee sempre all'intorno di un range che va dai 36,5 ai 37,2. Con l'aumento della temperatura esterna aumenta anche la temperatura del corpo umano, e allora noi ci difendiamo aumentando la sudorazione. La sudorazione aumentando la ventilazione, quindi la perdita di liquidi col sudore, la perdita di liquidi con il respiro. Se questa perdita non è integrata con una adeguata quantità di assunzione di liquidi, noi abbiamo la disidratazione. E com'è sufficiente l'acqua? È sufficiente l'acqua come meccanismo per l'idratazione, fondamentale, ma quello che è molto importante è che molte di queste persone, i bambini piccoli, certamente non manifestano, quindi devono essere le mamme che devono stare molto attenti di quanta pipì il piccolo fa nel pannolino, quello è un dato importante. Negli anziani si deve monitorare la quantità della pipì, della diuresi che un paziente fa. Questo nell'arco delle 24 ore. Quando un paziente è abituato ad andare in bagno per fare la pipì, se così possiamo definire, 3-4 volte al giorno, e poi si trova ad andare solamente una o due, vuol dire che probabilmente ha pochi liquidi nel corpo umano, emette pochi liquidi, e questo è già un segno clinico di disidratazione, assieme alla stanchezza, assieme alla riduzione della pressione arteriosa, che sono i segni clinici proprio tipici della disidratazione dell'adulto. È chiaro che in queste situazioni noi possiamo difenderci in diverso modo. Il primo modo è quello di idratarsi bene, cioè aumentare l'assunzione di liquidi nell'arco delle 24 ore, in modo da bilanciare quella che noi perdiamo con l'eccessiva sudorazione. Ma non basta. Soprattutto nelle persone anziane è suggerito di non uscire nelle ore calde della giornata, non indossare quando escono vestiti scuri che attraggono i raggi solari e quindi fanno aumentare ulteriormente la sudorazione, e inoltre cercare di, come dicevo, adeguare la quantità di liquidi in modo tale da riportare il numero dell'emissione di pipì alle 3-4 volte come prima, come succedeva quando le giornate non erano così calde.
Un altro segno importante che si può valutare nel soggetto anziano, che è un indice di disidratazione, molte volte è il peso corporeo, perché se il peso corporeo cala repentinamente vuol dire molte volte che il paziente può andare incontro a già una disidratazione. Ecco, quali sono le conseguenze? Poi ritorniamo un attimo le conseguenze della disidratazione sono molteplici, sono legate soprattutto a fatti ipotensivi. Il paziente può avere un'ipotensione, quindi può cadere a terra, soprattutto alzandosi da seduto, mettendosi dal clino all'ortostatismo, la pressione non riesce ad essere adeguata, il paziente può cadere, quindi riportare anche una ferita, un trauma da caduta. Può essere una marcata astenia, può essere diciamo un coinvolgimento renale, che è sicuramente un coinvolgimento che poi idratando il paziente viene ripristinato rapidamente, ma sono le conseguenze più importanti della disidratazione. Abbiamo poi all'interno della popolazione delle categorie di pazienti che sono i pazienti patologici. Almeno sono 3 le categorie di pazienti che in questo periodo debbono stare molto attenti al fenomeno della disidratazione, che sono tutti quei pazienti che hanno un'insufficienza cardiaca e che utilizzano già i diuretici, i pazienti che hanno già una malattia di fegato avanzata, cirrosi, e che utilizzano i diuretici, tutti i pazienti ipertesi che utilizzano i diuretici e i pazienti che hanno malattie di rene che utilizzano i diuretici. Perché? Perché utilizzando il diuretico per compensare i liquidi nel corpo umano, con un evento fisico dell'aumento della temperatura esterna e un aumento nella dispersione del sudore, questi pazienti sono quelli più fragili nell'avere una disidratazione. Quindi bisogna stare molto attenti in questi pazienti a dare delle indicazioni precise sul peso corporeo, sulla quantità di urina che viene emessa nell'arco delle 24 ore, che sono i 2 indici più importanti per predire e per prevenire una disidratazione e compensare con liquidi. Ecco, professor Suardo, però c'è anche il fenomeno inverso, perché con il caldo uno tende anche a gonfiarsi un po' di più. Questo è vero. E quindi in quel caso lì cosa deve fare? Perché allora, beve ma evidentemente non riesce a eliminare. Certo, questo è un fenomeno che succede solo ed esclusivamente nei soggetti che hanno le patologie che ho elencato in precedenza. Nel soggetto normale questo non avviene, almeno che non ci troviamo di fronte nel sesso femminile, nella fase pre-ciclo mestruale, dove diciamo così, tutto l'insieme degli ormoni fanno molte volte trattenere più liquidi rispetto alla fase non terminale all'inizio del ciclo mestruale. Queste sono situazioni per cui bisogna stare attenti, ma non provocano mai delle situazioni di carattere clinico. Le situazioni cliniche avvengono quasi esclusivamente nei pazienti che sono già affetti da patologie importanti, come abbiamo accennato un attimo fa. Sente, per quanto riguarda, ritorniamo anche al colpo di calore, no? I bambini, perché i bambini preoccupano tanto e quindi, perché gli anziani al limite li tieni sotto controllo, ma i bambini è più difficile, no? Bisogna dosare tutto, calcolare tutto. Allora, nei bambini sia la disidratazione in particolar modo deve essere ben gestita dalla mamma, e vi ho detto che l'unico elemento fondamentale il pannolino, è il pannolino. Il pannolino ci dà un'idea se quel bambino beve adeguatamente, e di solito nel bambino in queste stagioni si cerca in qualche maniera di supplementare con i liquidi, anche perché i bambini hanno una capacità di eliminarli fisiologiche che sono veramente importanti. Il colpo di calore è una situazione clinica grave ed è legata al fatto che quando il corpo umano viene messo sotto stress calorico, cioè vivere in ambienti molto caldi, molto umidi, soprattutto per le persone che non si sono ancora acclimatate a quell'ambiente, questo può creare una iperpiressia, cioè un aumento enorme della temperatura corporea a 41-42 gradi, che il nostro organismo da solo non riesce più a riportare alla normalità. Le cause sono quindi l'ambiente caldo, l'umido,
e soprattutto tra le persone più giovani anche lo sforzo fisico intenso in questo periodo o nei periodi troppo caldi. È una situazione, il colpo di calore è una situazione di emergenza. I sintomi clinici possono essere questa temperatura corporea molto elevata, la stanchezza, si può arrivare perfino all'ipotensione e al coma. Quindi un paziente che ha un colpo di calore deve essere subito portato in pronto soccorso perché ha necessità assoluta di cure immediate, che sono quelle che noi adottiamo, cioè refrigerare le parti fondamentali del corpo con il ghiaccio, infondere le soluzioni fisiologiche a temperatura al di sotto dei 37 gradi e talvolta si arriva anche in situazioni più importanti dove aggiungere le coperte refrigeranti che sono fondamentali. Ma quella è un'emergenza medica. Ecco, per evitare l'emergenza, visto che mancano pochi secondi alla fine della trasmissione, di consigli pratici acclimatarsi alle queste temperature, non fare sforzi fisici eccessivi nei primi giorni di questo caldo importante e soprattutto nelle ore più calde e soprattutto se le giornate sono molto umide. Questo di solito riduce del 95% la probabilità di avere un colpo di calore, che è diverso dalla insolazione. L'insolazione invece è un'irradiazione soprattutto del capo ed è legata a rimanere fermi sotto il sole parecchie ore e anche quella è una situazione di emergenza, quindi se possibile coprirsi sempre il capo. Bene, ringraziamo il professor Giorgio Soardo, ringraziamo i nostri amici telespettatori per averci seguito noi con la rubrica Family, Salute e Benessere. Ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora, arrivederci.